Buongiorno a tutti amici, non ci eravamo ancora salutati e ci salutiamo con Mirko, ma ci salutiamo anche nel senso che Mirko parte, lascia Koh Phangan e va a Bangkok qualche giorno, poi prenderà l'aereo per rientrare ad Abu Dhabi. Siamo stati 20 giorni insieme. Followers? 20 giorni. 20 giorni insieme siamo stati bene, ce la siamo goduta, abbiamo viaggiato. Per Mirko è ora di rientrare e noi rimaniamo ancora un pochettino, continuiamo a farvi vedere l'isola e anche altre isole, speriamo. Dado, vieni ad abbracciare tutto bagnato a me. Tanto, vieni scomposto, vieni. Ah, bello. Così che ti voglio. La Rita è nel pieno del È distrutta, non ha chiuso occhio per via del diabete di Dado. Ci vediamo a rientro, Ci vediamo a rientro. Magari 2 o 3 giorni ancora te li fai. Va bene, certo. Mirko, grazie, follower, grazie ciao di Roberto, ciao a tutto, tutti. a presto. Oh, la Rita si allena e poi tocca a me con gli elastici, non ritirare nulla? No. Ormai rinizio anch'io con gli elastici e piscina. La signora, la proprietaria, è gentilissima e ogni giorno ci porta limoni, mango, papaya. Adesso vi facciamo vedere le piante. Voglio vedere la pianta del mango e della papaya. Mi sa che neanche le conosco io. Papaya. Eccola qui, la pianta della papaya. Guarda quanti frutti ci sono appesi. Ce n'è moltissimi. Chiaramente quando diventano gialli sono maturi. Però si tolgono verdi e maturano in un paio di giorni. 3-4 giorni. Ce ne ha regalato uno completamente verde. E in 3-4 giorni erano pronti. Strapronti per pranzo. Andiamo. Chiudiamo e andiamo a mangiare. Mezzogiorno e mezzo si va a pranzo. Bella tenuta hanno qui, bella casa. Andiamo a mangiare thailandese anche oggi. E a cena invece andiamo da un ragazzo che ci ha indicato Mirko, si chiama Fabio e fa cucina italiana. Così Davide può farsi un pasto felice. Per Davide è un po' un problema mangiare qua, noi siamo sempre a tutte le ruote, ma lui non proprio. 3 secondi di scooter, ci siamo già fermati ragazzi e qua fanno sul serio e arrostiscono, guarda, abbiamo già le cosce di pollo pronte, belle, aperte, guardate come si cucinano bene così. E abbiamo anche già i menù e il tavolo. Top. No spicy. Ok, abbiamo ordinato. Noi e Rita 2 primi e poi abbiamo una coscia di pollo e Dado si è preso un piatto di salmone. Ok, thank you. Quando andremo via dall'isola, saremo andati via dall'isola, avremo mangiato in tutti gli street food dell'isola stessa. Ci piace troppo cambiare e facciamo bene perché poi scopriamo nuovi piatti e un metodo magari diverso di cucinare, cioè da qualche parte è molto più buono. Il mio piatto è arrivato, noodle e verdure e poi ci mangiamo una coscetta di pollo. Anche il mio è arrivato, sembrava meglio dalla foto, però dai. Vabbè, c'erano meno verdure nella foto. Assaggiamo. È arrivato anche il pollo già, E Rita dice che è squisito, vero? Ma se me lo metti nel sughetto del salmone. Mangiato da Dio, dopo vi facciamo sapere il conto. Io ho mangiato pasta, noodle, coscia di pollo e tantissime verdure. Rita tantissime verdure e una coscia di pollo. Sì. E Dado ha mangiato salmone e pollo. Abbiamo speso 440 baht, che sono circa 12 euro, qualcosa del genere. 4 euro a testa. Va bene Rita? Oggi primo massaggio thailandese di Rita. Bello. Perché ti ho detto che era troppo Beh, brava e vediamo. ti sei incuriosita. Sì. Andiamo a fare questo massaggio. Sperimentiamo. Dado finisce la scuola, anzi ha appena iniziato la scuola e più tardi la finirà e noi andiamo come sempre a occupare il tempo. Andiamo a visitare l'isola, prima di tutto massaggio di Rita e poi vedremo qualche altro posticino.
settimana prossima, venerdì, sabato e domenica, stiamo pensando di andare nell'isola che c'è qui a nord, si chiama Koh Tao, e passare 3 giorni lì. In 3 giorni mi ha detto Mirko che si visita la grande, molto piccolina, quindi ci sarà poco da rimanere un mese. È nuvoloso oggi, ne approfittiamo per un massaggio total body 400 watt. Eccoci qua, la stanzetta del massaggio. Ci prepariamo. Bello, si sta bene, fresco. Sì. Dove la metto? Non ci sta bene. Sopra lo zaino, O lo so. o là sopra. Adesso dopo il massaggio relax in spiaggia. Guarda che posto. Che ne dici? Thank you. Facciamo un frullato di ananas. Sì, Buona? Sì. Buono? Ah? Ci voleva. Buonissimo. Sai che è buono? È buono. E perché no? Infatti no. Buona l'ananas. Adesso compriamo 2 cosette che ci mancano e così Rita vede anche il macro, è un supermercato, forse vi ho già fatto vedere con Mirko. Mi sa che andiamo. Finito? Andiamo. Piccola spesa ragazzi, un po' di cornflakes così Davide può cambiare tipo di colazione e non mangiare sempre pane, prosciutto, formaggio. Anche il controllore, non lo so. Sì, perché evidentemente rubavano e quindi fanno i controlli con lo scontrino e quello che hai preso. Sempre, l'ho già visto un paio di volte. Oggi si cena italiano ragazzi, da Fabio's. Vero? Si chiama Fabio e il locale ci ha aggiunto la S. Fabius. Volevo sapere che cosa avete desiderio di mangiare. Indovina? Vai prima tu. Io pizza. Io voglio 200 grammi di carbonara. Andiamo. Anzi, amatriciana. No, si è spento il faro. Ragazzi, siamo arrivati, ci troviamo da Fabio's e ci stiamo sedendo a tavola. Dado nel frattempo ha rubato proprio il posto a Fabio. Comunque Dado sta giocando a uno stupendo videogioco nel frattempo che noi ordiniamo. Ok Dado? 137. Abbiamo scelto 2 vegetariane, 2 pizze e Davide uno spaghetto alla matriciana. C'è un po' di buio ma la pizza è arrivata e i rigatoni di Davide ugualmente. Io sì. Io no. Pizza squisita ragazzi, si rientra a casa. Abbiamo conosciuto Fabio da 20 anni in Thailandia e sta bene qua, non si muove da qua. Buongiorno a tutti amici, oggi in Thailandia a Koh Phangan piove, non è una novità però ci piace quando piove così, a parte che si rinfresca un po', c'è più umidità però anche più fresco, le temperature un po' si abbassano e poi ci riposiamo un po', ma è anche probabile che tra mezz'ora, tra 20 minuti ci sia il sole, qua fa così, stiamo capendo così.
Buongiorno. Tanta frutta thailandese. Questa è una specie di mela che noi non conosciamo, giusto? Ma sono più di pera che di Infatti, mela. ha la forma di una mela ma sembra una pera. Sì, di sapore sembra più una pera. Il Qui c'è melone anche come la è buono? signora che ogni tanto ci porta un po' di frutta. È buono il melone, Dado? Sì. Adesso, Sei dolcissimo. adesso l'assaggio anch'io. Ragazzi, oggi giornata di parecchie ore di lavoro, di nuoto, di studio di Dado. Anche è piovuto, quindi ne abbiamo approfittato. La Rita è quasi pronta per andare a pranzo. Dado è già pronto. Andiamo a farci un bel riso con verdure e carne. Sì. Lo sto desiderando, buonissimo, Sì, anche buonissimo, fame sì. adesso. 5 minuti neanche e siamo in ristorante. Ristorante, vabbè, quello che è. Mi lavo gli occhialini, i tappi. Che bello. Che cos'è? Questi pantaloni. Quindi Rita vada per il riso? Vada per il riso. Sì, sono contenta, andiamo. Anche hai dato piattone di riso, verdure e pollo? Non lo so. Arrivati ragazzi. Guardate che bei piatti che ci sono. With chicken. Quindi mi sto prendendo un riso con verdure e pollo. Primo piatto per me. L'altro giorno era però una pallina. Là, questo è per Dado. Thank you. Verdure, macinato e riso. Buon appetito. Buon appetito. Oggi super piatto abbondantissimo, uno a testa e basta. L'altro giorno che abbiamo mangiato qua ne abbiamo preso 6 e non ce la facevamo più. Oggi con uno è andata bene e spenderemo circa 3-4 euro in 3. Speso 190 baht, se 100 sono circa 2,70 euro, 190 sono circa 5,20 euro, 1,70 euro a testa. Adesso accompagniamo Dado a fare la scuola e noi ci facciamo un giro come sempre. Vedete, tutto 50-60, noi abbiamo pagato 3 piatti da 60, 6, 12, 18 e 10 acqua. Anche oggi ragazzi in esplorazione per cercare un'altra spiaggia, un posto nuovo. E qua mi sa che l'abbiamo trovato. Guardate che posto, l'hanno costruito. Ciao, Ciao bello. ciao bello. Ciao bello. Buongiorno. Siamo sbucati in qualche paradiso ragazzi. Guardate dove siamo. Andiamo a farci un bagnetto? Andiamo? È abbastanza sporca qui là. Poi vabbè gli scarichi vedi delle case. Proprio qui. Proprio qui. Noi scopriamo sempre qualche spiaggetta isolata. Le troviamo sempre. Sono sceso in un posto, sembrava la proprietà di qualcuno, invece abbiamo questo paradiso terrestre. C'è un'altalena in spiaggia che è qualcosa di da film, vero? Funziona sì.
Qua c'è una casa, ragazzi, ve la faccio vedere, strepitosa. Cioè, pensate, il proprietario di una casa così, guardate. Ditemi se vi può piacere. Cioè, guardate il suo cancello d'ingresso, questo marron, e la casa qua sopra. Voglio vedere se c'è qualcosa qua dietro. Before I start to worry and his face gets blurry, my love, I send you kisses. Inizia un residence da quella parte, credo, quindi è questa l'unica casa di proprietà. È la spiaggia dove siamo noi, che è libera totalmente. Deve esserci un residence, invece questa è la casa di proprietà di qualcuno e poi non c'è nient'altro. No, pazzesco, mi sa che hanno anche una jacuzzi qua su. Your smell still lingers as I close my eyes. Oh, I've tried to set aside all this longing, but it won't hide. I dream about you every night. Winter cold, please hurry. Bring him home before I worry and his face gets too blurry. My love, I send you kisses. My heart belongs to Ce la siamo goduta, Rita, eh? Sono esattamente, te lo dico, vediamo, 6 meno 5 e qua si starebbe bene sino alle 8, però ormai tra poco fa buio. Sì, poi la salita è tutta al buio. Ma c'è un caldo e una pace. Adesso si rientra, anche perché tra poco finisce la scuola. Davide ci ha mandato un messaggio e niente, poi ci prepareremo e andremo a cena come sempre. Ma questo posto vi è piaciuto? Da soli tutta la sera, diventerà la nostra spiaggia. Da soli e in pace davvero assoluta, ragazzi. Cioè, è passato un ragazzo in tutta la sera. Non vedo l'ora di organizzare il weekend prossimo. Oggi è giovedì, questo venerdì, sabato e domenica lo trascorriamo in quest'isola anche con Dado. Lo portiamo a vedere qualche spiaggia perché lui non le ha viste per via della scuola. Ma dal prossimo weekend, quindi venerdì, sabato e domenica prossima, visiteremo Koh Tao, che è un'isola selvaggia al massimo a nord di questa, di Koh Phangan, e non vedo l'ora di andare a visitarla. Si prende una barca e si raggiunge quest'altra isola e lì noleggeremo un altro scooter per 3 giorni, tanto sono 3-4 euro al giorno lo scooter, con 12 euro magari ce lo teniamo 3 giorni. Anche qua è bello, eh? Vabbè, si rientra. Poi magari un giorno verremo anche da questa parte. Aiuto. Rita ha capito perché non va nessuno in spiaggia. Perché ci sono 200 scalini ripidissimi. Guardate la discesa per andare a casa di questo signore qua giù, oppure gli scalini per andare in spiaggia. E prima di rientrare ci beviamo un frullato in questo magico posto. Sì, sì. Al cinema, Rita.
Buono, un frullato. Che è una cena. Eh sì. Frullato a dir poco squisito, con panorama. E adesso si rientra. Bravo Dado. Adesso ci laviamo i piedi qua fuori e poi bella doccetta dentro. Studiando molto, ridendo a lacrime e basta. Va bene, siamo strapronti per cena, al volo, mangiamo e rientriamo e ci riposiamo. Di nuovo con la luce del palo. Prima di uscire ogni sera ci ritroviamo qui. Al palo. Palo. Al palo numero 63. Andiamo a cena, Andiamo a ragazzi. cena. Vicino, Si magna. 3 secondi, ragazzi, siamo già fermi per cena. Vediamo cosa ci propongono in questo nuovo ristorantino. Ce la fai a ordinare che c'è la signora che sta aspettando a te? Movirini. Fish and chips? C'è? Sì. Allora, fish and chips, dai. Comunque anche questo ristorantino nuovo è carino, vero Ri? Sì, carino. Ogni giorno ne cambiamo uno, pranzo e cena. Diverso. Pensa quanti ce ne sono. Sì, allora ce n'è una ogni 10 10 metri. Sì. E noi li proviamo tutti Però questo è bellino. e pulito, ci fino. piacciono. Guarda che bello quel piatto con le patate e le polpette dentro. Il primo. Il nostro doveva essere qualcosa di fritto, però va bene così, anzi va meglio. Va forse. meglio. Fritta invece è fritto. Fritto misto. Hanno invertito Il le nostro non è cose. fritto. Pronti? La combricola. 3 secondi e siamo in stanza. Sempre musica e tanta gente lì, torneremo anche noi. Adesso stiamo provando tutti gli street food dell'isola. Vita mondana di brutto, 9:05 già in camera, stiamo rientrando. Salutiamo gli uccellini che vanno a letto dopo di noi. Un attimino di relax nel nostro terrazzino e poi ci corichiamo. E anche oggi abbiamo fatto di tutto, dal nuoto, allenamenti, uscite, pranzi e cena fuori, diventa abbastanza impegnativo. Ci vediamo ragazzi, mi faccio vedere, così, ci vediamo ragazzi domani mattina per la solita routine e qualche spiaggia nuova, qualche dronata nuova, qualcosa di nuovo ve la faremo vedere sempre. Buonanotte. Buonanotte. Buongiorno a tutti amici. Mezzogiorno in punto. Abbiamo fatto di tutto. Allenamenti, piscina, lavorato. Buongiorno la Rita. Buongiorno. Sono venuti anche a cambiarci di nuovo le lenzuola, gli asciugamani. Vengono ogni paio di giorni. E adesso stiamo uscendo per andare a mangiare da qualche parte e goderci tutta la giornata, perché oggi Davide, essendo giovedì, venerdì non fa più la scuola. Venerdì, sabato e domenica, quindi siamo liberissimi oggi ragazzi. Da adesso sino a quando fa buio rientreremo. Voglio andare dove siete andati ieri, l'hai filmato, vero? Però ci sono altre spiagge più belle che ti posso far vedere, enormi, dove ci sono i ristorantini dietro, dove c'è una scritta enorme dentro l'acqua. Te la faccio vedere, andiamo. Come al solito qua ci sono gli uccellini. Ciao! Ciao belli. Ciao. Vieni, ragazzi, un bacio. Aggressiva, sai perché? Perché gli stavo toccando i bastoncini in terra. Ciccio. Adesso ci facciamo un pranzetto e poi ce ne andiamo in spiaggia. Spadellano qua,
Ah? Sì. Oh, Rita azzecca sempre, il suo è più bello, gialli, uova, vabbè, io mi accontento del mio, dai. Pranzato ragazzi con 4 euro in due, io e Rita. Davide si farà qualcosa in spiaggia, va appena fatto merenda. Un mega panino in spiaggia. Io dopo l'allenamento avevo troppa fame. Va bene, pranzetto veloce, 4 euro, 2 euro a testa, dai in spiaggia. Oggi ragazzi ci rilassiamo in questa spiaggia. Oggi ragazzi c'è un caldo assurdo, infernale, sudando 7 camicie. Dato si è fatto una carbonara, Rita caffettino e bottiglietta d'acqua, hanno speso 260 baht. Mangiare europeo costa di più ovviamente. Bella oggi, eh? Sì. Ragazzi, voglio presentarvi altri 2 italiani che abbiamo conosciuto, ma con loro sono in 3 perché abbiamo conosciuto un'altra ragazza e basta. Ah sì? Avevano detto che era pieno di italiani, invece No, ci sono solo nascosti. invece non per fortuna, ma ne abbiamo incontrato pochi. Pochi. Comunque Massimiliano E Alessandra. e Alessandra. Ciao. Ciao ragazzi, Ciao, ciao. Ciao. continuate a seguirci. Diteci di dove siete e basta. Vai. Siamo di Arezzo, continuate a seguire questi ragazzi che sono meravigliosi. Sì, sì, questo bambino è Grazie, stupendo. grazie, grazie. La mia signora è gelosa. 20 giorni adesso fanno in Thailandia, ma sono stati altre volte, quindi ci danno dei consigli e ci rivedremo anche per mangiare una pizza in questi giorni, quindi li rincontreremo. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. E adesso tutti insieme, dopo bagnetti, chiacchiere, andiamo a berci un frullato di frutta tutti insieme. Poi vi farò vedere anche questo posto dall'alto, quando sarà una bella giornata di sole. All'inizio c'era anche, per dir la verità, e avrei dovuto fare la dronata. Adesso invece è nuvolosissimo, quindi rimandiamo, tanto torneremo di nuovo qua. Eccoli qua i nostri amici italiani. Tanta fatica, eh. È una fatica ragazzi. Siamo tornati nel posto dove abbiamo bevuto il frullato ieri perché era squisito. Ci risediamo lì. Ciao. Buonasera, sediamo lì. Dai il retta papà, mango banana, ti fa impazzire. Guardate che colori e che frullati ragazzi, cinci, bellissimi. Mango, Watermelon. anguria e il mio banana e mango. Ragazzi, Massimo è un professionista dei viaggi e ci stanno tante indicazioni, consigli, app da scaricare. Massimo, ciao, chi ti ha mandato? Il signore, eh? Chi ti ha mandato? La mia moglie per farla felice.
Grazie, fate felici le donne. Grazie Massi, grazie Massi. Ciao. Oh, abbiamo tutto adesso, punti da vedere, applicazioni per viaggiare, abbiamo tutto. Comunque ragazzi, chiacchierata bellissima di un'oretta, abbiamo bevuto un ottimo frullato, ha piovuto, quindi ci siamo riparati sotto, ma guardate che panorama. Adesso si rientra a casa, doccetta e poi andiamo a mangiare una pizza tutti insieme. Bel pomeriggio ragazzi, bel pomeriggio, si è rinfrescato un attimo, adesso c'è fresco. Ha piovuto tutta la sera, però siamo riusciti a prendere anche un bel po' di sole in spiaggia, per fortuna. Doccetta ragazzi e si esce subito perché sto impazzendo dalla fame. Con questa cucina Thai perdo 10 kg. Piattino sempre di verdurine, pollo e carboidrati, piccolo e quindi io dimagrirò molto. La cucina di Rita mi dava più sostanza. Era anche più abbondante. Sì. Sempre al buio tu sei, Oh, c'è il palo, c'è il palo. là, il Vedi? famoso palo. Sì, Il famoso che palo. ci illumina. Era in molto mezzo. più abbondante, sì Rita. Vabbè, riprenderemo. Sì, quando torneremo in camper e prenderemo chili. Mancano queste luci. Ne manca una. Dado dritto in doccia, la Rita. Sì, Dado strano. dritto, strano, aveva proprio bisogno, freddo. forse, freddo. 3 minuti sono fuori, sono in pizzeria. La fame. Esagerato. Questi sono i regali che ci fa la signora, la proprietaria. Guardate che bella questa papaya. Appena aperta. Ragazzi, strapronti. Anche Rita è pronta. Ho scritto anche a Massimo e gli ho detto che stavamo uscendo e mi ha risposto perfetto, quindi andiamo. Proprio bella bronzetta. Andiamo. C'è un bel fresco adesso in scooter, ci vuole la felpa. Siamo arrivati ragazzi, abbiamo l'appuntamento proprio qui. Sì, bellino. Buonasera. Bella bronzata, Ale. Abbiamo preso per Dado una margherita con prosciutto, per me e Rita 4 formaggi e salsicce e funghi. La dividiamo. E noi andiamo a prenderci una birra qua di fronte. Andiamo. Cin e buon appetito ragazzi. Com'è? Sempre buona la pizza? Sì. Salsiccia e funghi e margherita con prosciutto per Dado, L'ho assaggiata anche l'altra volta e l'ho ripresa. Se fai una lunga meditazione, Buona pizza ragazzi, adesso li salutiamo e andiamo in camera, ci riposiamo e domani di nuovo tutto il giorno in giro. Casa dolce casa, Questo video al buio l'avete visto tutti i giorni.